Tra gli emigrati veneti che si sono ben inseriti a Montreal c'è il re dei ravioli. Vi proponiamo la testimonianza di un cavarzerano, dapprima trasferitosi a Torino e che successivamente ha scelto Montreal per la sua avventura lavorativa. È stata una scelta indovinata grazie anche alle sue capacità e tenacia. Prova ne è che è divenuto un pastaio di successo, senza peraltro avere alle spalle un'esperienza di questo genere. Il filmato è stato realizzato dall'Associazione Onlus di Verona Luci nel Mondo, per conto della Regione del Veneto. Sono nato a Cavarzere, provincia di Venezia, e ho emigrato a Torino. Ci siamo sposati nel 1957, siamo andati a abitare a Torino. Dopo un bel po' di tempo mia sorella è arrivata in Italia. Ha pensato che, dice, chi vuole venire via con me? Io ho detto ok, sono pronta. Arrivando qua, verso Natale, hanno fatto i ravioli in casa e hanno cominciato a dire ma sono buoni, ok. E allora mio cognato, il marito di mia sorella, dice beh, perché non apriamo un pastificio? E così siamo partiti con 3 macchinette, 3 macchine, abbiamo 5 sacchi di farina e abbiamo sviluppato questo lavoro che nel giro di 30 anni è diventato abbastanza grosso. Abbiamo molti ristoranti, abbiamo più di 100 ristoranti, abbiamo molti hotel, tutti i meglio ristoranti si può dire di Montreal. Mi dispiace solo che sto diventando vecchia, altrimenti mi piacerebbe lavorare ancora molti anni di più ancora. Per rimanere nell'ambito dei veneziani a Montreal, diamo voce a una poetessa, Voltolina Cosseim, che sente forte la nostalgia di casa. Quando si è lontani dalla propria casa, dalla propria patria, dalla propria terra, solo sentir parlare il suo dialetto, il suo parlare, lei si sente come a casa sua. Mi manca quello che è la bellezza estetica dell'Italia, mi manca quella che è la bellezza estetica di Venezia.